Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Era proprio una lucciola nella crepa del muro. Egli, una gioia intensa, la gioia di un tempo ritrovato, l'infanzia, i ricordi, questo stesso luogo, ora silenzioso, pieno di voci e di giochi, e di un tempo da trovare, da inventare, con Pasolini, per Pasolini, Pasolini ormai fuori del tempo, fraterno e lontano, Pasolini per me, Leonardo Sciascia. Il successo è una cosa molto brutta per un uomo, è l'altra faccia della persecuzione. Vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più squallido. Non ho sogni, quindi non ho una visione del futuro. Allora, in questo documentario il segno più caratteristico è questo. Allora, io ho tradotto una quindicina di poesie, ma qui durante il percorso penso di recitarne una decina. In sardo Logudorese, un omaggio che voglio fare a Pierpaolo Pasolini a 45 anni dalla sua scomparsa. L'idea mi fu suggerita nel 2013 addirittura da Vincenzo Cerami, che è stato un parente, allievo, amico di Pierpaolo Pasolini, quindi una figura di rilievo nella vita di Pasolini. Io e lui ci incontrammo a Sassari nel febbraio del 2013 perché lui doveva fare una lezione magistrale per un centinaio di studenti. Io lessi questa notizia sul giornale e mi precipitai alla facoltà per fargli dono di 2 cose già pronte, Febbraio e Supplica mia madre. Lui gradì molto questa iniziativa e mi fece capire in modo deducibile che sarebbe stato bello seguitare a tradurre Pasolini in sardo logudorese. In questa circostanza specifica voglio recitare questa prima traduzione emblematica di una poesia molto toccante, perché Pasolini dedicò questa poesia memorabile che si intitola Supplica mia madre alla mamma Susanna in una circostanza particolarmente drammatica, in cui il regista appunto si sentiva vittima di pettegolezzi, di persecuzioni giornalistiche e così via. La mamma non ne poteva più di leggere sul giornale cose calunniose contro il figlio, che era oggettivamente una brava persona. Il figlio, nel vedere la mamma precipitare in una specie di incubo, per incoraggiarla scrisse queste parole. L'incipit è in italiano, poi procederò in sardo logudorese.
secondo la volontà dell'omaggio. È difficile dire, con parole di figlio, ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore, ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore. È difficile narrer, con paraulas di vizio, su chi in coro vago a passimizio, tu es essa sola su mondo, chischi de su coro meo, su questi stato sempre prima di ogni altro amore. Procusio devo narrere, su questo orrendo conoscere, da esa grazia tua nasce s'affanno mio, sei insostituibile, procusio dannata sa vita che m'ha dato, no chezzo versi solo, tenzo famine dell'accanato amore, di amore, de carena senza anima. Proittes anima est in te, se tue, ma due, se mamma mia, s'amore tuo est sciaitudine mia. Sa pizzinnia po passato, isciau e questo senso, alto, irremediabile, di un impegno immenso, fissi unico modo di intendere sa vita, s'unica tinta, s'unica forma come è sfinita. Sopravvivimos, ed essa confusione di una vita rinaschi da vore regione. Ti supplico, ti supplico, no cherzo chi morzas, so in noghe, con te solo in un aprile venitore. Pasolini, essendo un intellettuale davvero incredibile, amava il calcio e trovava irresistibile sorprendere dei ragazzi giocare a pallone in qualsiasi campetto sotto casa. Il calcio, il pallone, una volta gli permise di riconciliarsi con il regista Bernardo Bertolucci nel 1975, prima che morisse. Lo screzio, il dissapore nacque per il fatto che Pasolini non amava il film di Bertolucci, Ultimo tango a Parigi, lo considerava troppo commerciale. I due si tolsero addirittura il saluto, però Laura Betti, la famosa attrice amica dei due grandi registi, fece da tramite affinché i due registi potessero trovare un buon pretesto per riparlarsi. Il buon pretesto è questo, che nel 1975, mentre Bernardo Bertolucci realizzava la sua memorabile pellicola Novecento, Pasolini nel contempo realizzava Salò, o le 120 giornate di Sonova, e dove questo in prossimità della campagna di Parma, nel Parmense. La Betti fece da tramite, i due si riconciliarono, le due squadre come dire, registiche si ritrovarono in un campetto di calcio, quindi grazie al pallone Pasolini e Bertolucci amichevolmente si ritrovarono. Penso che questo aneddoto molto bello, toccante, sia degno appunto di essere ricordato in questo modesto documentario. Senza foglie era l'aria, senza pioggia si era, canali, pianelli, gelsi, canales, camineras, muriguessas. Si vedevano lontani i borghi sotto i chiari monti. Si di andai atteso, sas biddas sutta sos monteggiaros. Stanco di giocare sull'erba nei giorni di febbraio, istracco di giocare in sadie de Vrealzo, mi sedevo qui, bagnato dal gelo dell'aria verde. Mi si noghe il fusto dell'entore. Sono tornato di estate, sono tornato in istio, e in mezzo alla campagna, che mistero di foglie, e quanti anni sono passati. E in mezzo a sa campagna, itte misteri de vozzas, e canto tempus che è passato. Adesso, ecco febbraio, canali, pianelli, gelsi. Mi siedo qui, sull'erba, gli anni sono passati per nulla. Come, ecco Vrealzo,
canales, caminera, murighesas, misetzu in serba. Sos anno sun passato pro nulla. Caduto dal cuore del cielo, il cuore di un giovinetto tremava, vestito di un canto troppo leggero. Rutto dai sugoro dei sugheli, sugoro di un vizzinno, tremulaiada, vestito di un canto leggero. Con la camicia aperta, correva per il sentiero del giorno celeste, fra i pioppi che odoravano di festa. Con sa camicia aperta, corria in sa caminera, dessa die di Gelu. O canto leggero, tra il cuore del cielo, se tu taci, le ciglia della vita si chiudono. O canto leggero, tra sugoro e sugoro de sughelu, si due istamudu, socchizzos, dessa vita si serrano. Pasolini pubblicò il suo primo libro di poesie nel 1942, Poesia a Casarsa, da cui ho tratto appunto questo materiale. Il primo critico letterario, a cui dobbiamo dire grazie, si chiamava Gianfranco Contini, che provò prima sulla rivista Primato a dedicargli una recensione, ma pare che i fascisti non fossero d'accordo. Tuttavia Contini trovò una soluzione e nel 1942 recensì l'opera prima di Pierpaolo Pasolini. Oltre a Contini, Pasolini ha avuto altri riferimenti intellettuali. Non ci possiamo dimenticare di Antonio Gramsci, a cui ha dedicato un'opera fondamentale intitolata emblematicamente Le ceneri di Gramsci. Roberto Longhi, per quanto riguarda la pittura. Poi l'artista divenne talmente importante, famoso, autonomo, che egli, che oggi costituisce per noi umili un forte riferimento artistico e morale. Queste mie umili traduzioni vogliono essere, ripeto, un omaggio. Ho preso qualcosa dalla meglio gioventù, dalla nuova gioventù, dalla poesia in forma di rosa, in cui si configura in maniera intensa Supplica mia madre, che ho recitato qualche tempo fa in prossimità della chiesa di Santa Vittorio. Ma Pasolini non è stato solo un poeta, è stato un regista, un critico letterario, un notevole corsaro. Personalmente io subisco molto il fascino del corsaro Pierpaolo Pasolini. Rimane Ungaretti invece il mio poeta prediletto, con Sandro Penna. Cosa dire? Io ho conosciuto questo autore tramite le sue primizie letterarie attraverso un amico liceale. All'epoca, nel 1991, avevo 16 anni. Attraversavo un periodo pesantemente malinconico, avevo lasciato la scuola prima del tempo, mio padre operaio voleva che andassi a lavorare con lui. Io accettai la sua proposta, ma rimasi interiormente scontento sul piano intellettuale, perché nonostante la giovane età sapevo che era importante avere cultura, farsi una cultura. E la feci, sì, tramite una formazione autodidattica. Però devo dire grazie a questo amico dell'adolescenza che sorpresi un giorno qualsiasi con un libro in mano, quei libri che dava il quotidiano L'Unità, un allegato. Era un libro tascabile in cui il noto disegnatore Pericoli aveva raffigurato appunto Pasolini in questa pagina prima dell'antologia
sui poeti italiani del Novecento. Mi colpì quel disegno, fu un'autentica deflagrazione. E chiesi all'amico coetaneo se potesse cortesemente prestarmi quel libro, non tanto perché volessi, come dire, in maniera determinata leggere le parole che conteneva quel libro, quanto quel disegno. Quel disegno aveva qualcosa di familiare, insomma, mi attraeva incredibilmente. Poi il caso ha voluto che la sera stessa io aprissi così in modo casuale la pagina 101-102, penso che fosse, che ospitava appunto le poesie di Pierpaolo Pasolini, di cui appunto ricordo i titoli: Supplica a mia madre, Le ceneri di Gramsci e così via. Io lessi questa supplica a mia madre e creò dentro di me un profondo turbamento. Avevo capito che la poesia non era quella cosa retorica e stanca che ti insegnano 4 mediocri professori della scuola media, ma avevo capito che la poesia era qualcosa di eccelso, di liberatorio, interessante anche sul piano psicologico, e quindi la feci mia. Da autodidatta cercai così di documentarmi, volli sapere tutto di Pasolini. In quella circostanza non sapevo che Pasolini fosse morto anche in modo tragico. Mi consultai con questo amico, il quale mi confermò appunto che purtroppo questo grande autore, di cui mi stavo follemente innamorando, sparì in circostanze misteriose. La cosa ovviamente suscitò, dal momento che ero così giovane, la mia grande curiosità. Cioè, con questo, scusate se personalizzo un po' le cose, voglio dire che ci sono degli scrittori, dei filosofi, dei poeti che veramente possono segnare la vita psicologica e intellettuale di qualsiasi essere umano. Per me Pasolini è una specie di Socrate moderno. Poi chiaramente non mi sono fossilizzato su Pasolini. Grazie, attraverso Pasolini ho conosciuto la poetica di Ungaretti, di Sandro Penna, di Dario Bellezza, di Enzo Siciliano. Questi 2 nomi mi sono particolarmente cari perché Siciliano e Bellezza hanno avuto il grande merito di scrivere 2 opere fondamentali, biografiche. Siciliano ha scritto Vita di Pasolini, mentre Dario Bellezza ha scritto Morte di Pasolini, quindi è giusto citarli in questo modesto documentario. E poi Moravia, e poi Arbasino, e poi tantissimi altri. Cioè Pasolini aveva un'intelligenza poliedrica, attraverso la quale potevi conoscere anche il cinema, ma potevi conoscere il calcio, potevi conoscere, insomma era tutto Pasolini, era un personaggio squisitamente spregiudicato. L'Italia avrebbe dovuto capirlo, invece l'ha perseguitato. Ma credo che Pasolini ancora debba essere compreso, soprattutto in futuro, dalle nuove generazioni. Versi buttati giù in fretta. Non sanno vedere le trasformazioni degli operai perché non hanno alcun interesse per gli operai. Non si accorgono delle facce dei ragazzi perché non hanno alcun interesse per i ragazzi. Non hanno neanche occasione di vederli. Spesso mi sento stringere il cuore di fronte alla santità della gente. In fondo, accontentarsi di 1000 lire di più in saccoccia è una forma di santità. Ma mi sento anche stringere il cuore di fronte alla paura degli intellettuali comunisti a essere anche un poco o solo idealmente disobbedienti. Guardano con spavento, misto di ammirazione e odio, chi osi dire qualcosa di opposto all'opposizione istituita. Mi chiedo che cosa temono. Si tratta dell'antica paura.
di essere lasciati indietro dal branco. Si tratta di umiltà. Medesima poesia tradotta in sardo dal Ludorese, al sottoscritto. Versos, furriados impresse. Nois que invitere, su cambiamento de sos operaios, proite no han interesso pro sos operaios. Nos abizzana, de sas cara de sos pizzinos, proite no han interesse pro sos pizzinos. No han nemmanco occasione dell'obbidere. Me da portas mi sento stringere su coro adenanti a sa santità e sa gente. In fondo, accontentarsi de 1000 francos de viuso in busciac est una forma de santitade, ma mi sento puro stringere su coro adenanti a sa dimoria de sos ischidos comunistas, a essere pure uno vago o solo, idealmente, disubbidientes. Abbaidana con timoria, con ammirazione, odio, soschinarana qualche cosa di opposto a sua posizione istituita. Pregunto, ite dimene, si tratta de s'antica dimoria, de esser lasciados ad aisegu de su viotto, si tratta di umilitade. È una farfalla di aria santa che non costa neanche un soldo. Farfalla celeste, grigia, rossa, senza colore, sorella, trasparente dell'esistenza. Est una mariposa de aera santa, che non costa nulla, manco un giorno. Mariposa de gelo, grigia, rugia, che non sa colore, sorreladina dell'esistenza. Sera luminosa, nel fosso cresce l'acqua, una donna incinta cammina per i campi. Io ti ricordo, Narciso, avevi il colore della sera, quando le campane suonano a morte, su vizzino morto. Sero luminoso, in su vosso greschere, una losa e abba, una femmina raida, cammina per i sos campos. Dio t'ammento, Narciso, a isti su colores de su zero, quando sas campanas sonaian a morte. Quando vado in giro la notte per le borgate o per i quartieri cosiddetti malfamati, faccio un po' quello che fa Griffin. Ogni scrittore si deve documentare, deve saziare la sua curiosità e affrontare gli eventuali inconvenienti. Magari imbattersi in una rissa, cercare di separare i rissanti e poi magari finire in questura, come è capitato a me in questi giorni. Cantonella. Pasada, leggero soberano, in sotterrinos de su mare. È morto de risero, e puro est immortale. Me da voltas de ho apoido sa vine sua, ma ancora no isco si este un tempus de su mundo o si este solamente luce. Pasada, non vivere, non mori di pasada, qualche cosa pasada, lugente in su mare. Lasso in eredidade s'immagine mia, in sa cuscescia de sos ricos, sos olhos boiros, sos vestire che profuman de suore. Bisogna bruciare per arrivare consumati
nell'ultimo fuoco. È necessario bruciare per arrivare consuntos all'ultimo fuoco. Questa è una poesia che dedicai a Pierpaolo Pasolini quando avevo 21-22 anni. È una poesia un po' metafisica. Si intitola Una strana necessità e anche una piccola forma di riconoscenza verso quest'autore progressista. Malgrado Friedrich Nietzsche, artefice della seguente filosofia al mondo, non c'è abbastanza amore e bontà per poterne donare a esseri immaginari. Io amo puerilmente, per necessità impellente di amare, uno spirito abnorme, morto fisicamente, soltanto fisicamente, nell'attimo, nell'arco dell'anno nel quale sono nato.